Ritengo Milano e Torino ormai già sorpassati. L'Olimpiade nell'Olimpiade. Dopo il deposito della candidatura delle Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO, ora il Veneto gioca la sua battaglia contro Milano e Torino. Una sfida che la regione deve vincere e che forse ha già vinto, spiega il sindaco di Gallio e presidente dell'Unione Montana dell'aspettabile reggenza dei 7 comuni. Anche lui al fianco della proposta di Rete Veneta in materia di Olimpiadi invernali nel territorio dell'Altopiano. Promozione del nostro territorio e in questa candidatura congiunta fra l'altopiano dei 7 comuni di Asiago e le Dolomiti. Sicuramente questi due paesaggi mozzafiato sapranno rendere giustizia e dignità a questo nostro Veneto, a queste nostre montagne e all'Italia intera. Sapremo fare bella figura sicuramente con tutti e parlando dell'altopiano, sicuramente i 500 km di piste da fondo che si snodano da Campolongo di Rozzo, dove poi ci sarà anche uno stadio del biathlon, attraverso Campomuro di Gaglio, fino ad arrivare in comune di Enego nella piana di Marcesina, qui avremo paesaggi stupendi che renderanno veramente merito a queste Olimpiadi del 2026. Secondo Munari, l'Altopiano ha tutte le carte in regola per dire la propria. Noi possiamo giocarci anche la carta del pattinaggio short track avendo due infrastrutture quali l'Odegar di Asiago e lo Stadio del Ghiaccio di Roana e la pista di pattinaggio veloce sita in località Busafonda di Gaglio, l'unica a 1500 metri, già oggi meta di molte nazionali per l'allenamento estivo. Quindi sull'altopiano ci sono tutti i presupposti per far sì che l'Italia possa fare bella figura e insieme all'Italia i nostri atleti, il nostro territorio e il nostro Veneto, perché ritengo che Milano nulla abbia a che fare e nulla ci azzecchi con le Olimpiadi invernali. Una proposta, quelle delle Olimpiadi invernali in altopiano, avanzata da Rete Veneta e di cui la nostra emittente seguirà con attenzione l'evoluzione.